Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti ad una nuova live di Reni J. Benvenuti, benvenuti a tutti. Stiamo di nuovo insieme per fare un altro unboxing. Benvenuti, benvenuti e niente, praticamente oggi come vedete parliamo di nuovo degli 883 di Max Pezzali, di Repetto, diciamo del grande successo che hanno avuto negli anni 90. È in corso, io non l'ho ancora vista, una serie dedicata diciamo, a questo fenomeno degli 883. Scusate, ma qui, ecco, volevo mandare, ok, qui dietro ho mandato un film dietro a me, mi ero scordato di lanciarlo, il film Jolly Blue degli 883, per adesso uscito a quanto pare solo su videocassetta VHS, che è anche complicata da trovare. Io ce l'ho la videocassetta originale di Jolly Blue, il film, ma non l'ho trovata, deve stare in soffitta da qualche parte. In compenso però ne ho trovate altre due che ho visto, che anche queste sono abbastanza rare, anche se non così tanto come la videocassetta originale del film che state vedendo qui, che è Jolly Blue, ok? Il film degli 883 uscito nella seconda metà degli anni 90, che vedete Max Pezzali, qui c'è il nome. È proprio così cominciava, proprio così cominciava. Allora, quindi benvenuti, benvenuti a tutti. Sono le ore 11.09 di questo 3 dicembre, Natale si avvicina, 2024. Oggi è martedì e diciamo questa live è dedicata a fare l'unboxing di quello che secondo io non mi sono documentato, però a mia memoria è un vinile stampato per la prima volta. Cioè, io diciamo di questo vinile, di questo LP, dovrei avere qua eccolo qui, il CD, ma non mi ricordo che fosse mai uscito prima il vinile. Poi magari durante la live mi documenterò, perché non ho avuto tempo, modo, anche perché l'ho preso un'ora fa, lo scatolo che mi è arrivato, è stato un po' di tempo parcheggiato alla mia edicola di fiducia, che mi tiene da parte i pacchi, anche quelli provenienti da Amazon, e quindi niente, praticamente l'ho preso un'oretta fa e quindi ho deciso di fare questa live improvvisata. Diciamo, questa veramente è una live improvvisata. Sono andato a cercare le videocassette sperando di trovare la videocassetta di Jolly Blue, non l'ho trovata, però ho trovato queste altre due. Sono contento lo stesso, tanto materiale ce n'è, ho preso qualche altro vinile che tra l'altro mi sa che in qualche altra live già vi avevo fatto vedere, però li rivediamo, non c'è problema, prima di poi procedere all'apertura di questo pacco di Amazon. Si è concluso ieri poi il Black Friday, quindi spero che abbiate fatto degli ottimi affari. Comunque su Amazon, bene o male, tutti i giorni ci sono delle offerte, conviene approfittarne e quindi comprare anche durante gli altri giorni. Detto questo, cominciamo ad entrare nel vivo della live e vediamo innanzitutto sì, queste videocassette. Allora, andiamo a vedere questa. Questa è La donna, il sogno e gli altri video, la VHS originale degli 883. Allora, parliamo un po' di quegli anni. Allora, quegli anni, per vedere i video delle canzoni, i videoclip, c'erano dei canali dedicati, quello che mi ricordo di più è Video Music, ok? Che trasmettevano video quasi H24. Dico quasi perché proprio all'inizio, la notte, diciamo molte emittenti, soprattutto quelle private, interrompevano le trasmissioni per poi riprenderle il giorno dopo. Però soprattutto queste dedicate alla musica hanno, diciamo, iniziato subito a fare l'H24 e a trasmettere videoclip, diciamo, a ruota continua per 24 ore al giorno. Però dovevi aspettare che trasmettessero il video che ti interessava, perché altrimenti non c'era modo.
ci ricordiamo, ricordo a tutti quanti che i DVD da pochissimo erano entrati nelle nostre case, qualcuno aveva il lettore DVD ma non tutti, cioè quindi era una cosa abbastanza rara, mentre invece in quegli anni quasi tutti avevano il videoregistratore per poter leggere questi nastri magnetici, queste che erano le videocassette, ok? Quindi questa è una videocassetta, tra l'altro originale, 883, La donna, il sogno e gli altri video, ok? Molto molto bella questa videocassetta. E niente, praticamente l'unico modo per vedere i nostri videoclip preferiti era la videocassetta. C'era tanta gente che registrava da Video Music e dagli altri canali dedicati alla musica i videoclip e poi si scambiavano queste videocassette piene di videoclip, ok? Raramente usciva una cosa del genere, ok? Perché normalmente usciva l'LP, la cassetta e il CD, proprio in extremis, il CD di un long play, ma mai la videocassetta con tutti i video, con tutti i video. Tra l'altro qui parla anche di karaoke, vedete? Qui parla anche, contiene inoltre tutti i video anche in versione karaoke con i testi, ok? Allora, praticamente in quel periodo Fiorello aveva lanciato il karaoke su Italia 1 a livelli enormi, cioè tutti vedevano il karaoke. Al karaoke sono diventati famosi, diciamo, hanno fatto il loro, tra virgolette, chiamiamolo debutto, anche se poi c'è voluto tempo per lanciarli effettivamente, però diciamo che hanno partecipato al karaoke di Fiorello parecchi cantanti che oggi sono molto molto conosciuti, ok? E quindi per fare il karaoke o c'era il Cantatù che diciamo conteneva delle versioni senza parole, quindi solo musica, solo base delle canzoni soprattutto italiane, ma anche internazionali, più conosciute. Adesso se andiamo su internet, tra l'altro non si usano neanche più nei MIDI e nei CAR, i punto .car, che erano i file karaoke. Mi ricordo Van Basco Karaoke Player, il player gratuito che andava a leggere le parole e la musica e le sincronizzava colorando poi il testo in base a quando doveva essere letto per essere intonato e sincronizzato con la musica. Quindi diciamo era proprio un programma dedicato al karaoke, Van Basco Karaoke, non so se esiste ancora, penso di sì, e niente, e quindi con questo programma si poteva diciamo cantare sui brani. Poi c'era il Cantatù che veniva pubblicizzato proprio da Fiorello, Giochi Preziosi mi pare che era, e lì ci si potevano mettere delle audiocassette, tra l'altro venivano vendute insieme al Cantatù particolari con solo le basi musicali. Poi fecero il Cantatù video in cui si potevano mettere i DVD, e quindi c'erano anche le parole su una televisione qualsiasi, perché funzionava appunto tramite il lettore DVD attaccato con la SCART, e quindi diciamo c'erano parole e musica. Diciamo si ebbe un'evoluzione di come fare il karaoke. Adesso parlare di karaoke lo conoscono tutti che cos'è il karaoke e come funziona, ma all'epoca era appena nato, quindi leggere anche versioni karaoke su una videocassetta non era cosa tanto normale, diciamo, era una cosa un po' particolare. Quindi diciamo queste videocassette potevano essere acquistate anche solo per cantare sulle basi musicali dei brani degli 883 di Max Pezzali e Repetto. Oh, questo è Nord Sud Ovest Est Video LP, vedete? Nord Sud Ovest Est Video LP. Oh, questa è proprio una cosa, diciamo che diventa ancora più difficile diciamo, da trovare, perché praticamente io non so se sta funzionando. Allora, un attimino solo, che visto che è suonato
andiamo a vedere se sta funzionando bene la live, perché mi dà degli errori il programma, e quindi andiamo a vedere se la live sta funzionando, perché magari non mi sta funzionando la live, quindi allora no, funziona tutto correttamente, devo dire, anzi mi stupisco, funziona tutto bene. Ok, ho zittito il cellulare, vediamo un po'. Sì, ok, così non suona più e non ci interrompe. E quindi niente, dicevo che questo sistema di pubblicare i brani tramite un video LP era molto particolare, non era da tutti, non era da tutti. È una cosa spettacolare, inventata poi diciamo, da chi gestiva il merchandising degli 883. Ok, guardate, vi faccio vedere anche questa di videocassetta. Vedete, nord, sud, ovest, est, video LP, guardate, nord, sud, ovest, est, video LP, bello, 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 veramente, veramente bello. E quindi questa è un'altra videocassetta. E poi ci fu Jolly Blue, che era invece proprio un film, questo che lo vedete qui, questo era il film degli 883, Jolly Blue, uscito proprio nella seconda metà degli anni 90, questo qua, bello, bello, veramente bello. E io la videocassetta ce l'ho da qualche parte, ma momentaneamente non l'ho trovata, però ho trovato queste due che vi ho fatto vedere. E poi vi faccio vedere, diciamo, andiamo a rispolverare tranquillamente. Io non ho preso neanche tutti gli LP, quelli sono quelli che mi sono capitati al volo in mano, anzi, invece che i CD, che io sono affezionato di più agli LP. Andiamo a vedere. Allora, questo è uno dei, cioè l'ultimo, diciamo, l'ultimo brano, da quello che so, che ha inciso su vinile Max Pezzali, discoteche abbandonate. Qui dentro ci dovrebbe stare il remix, ecco, Mario Fargetta insieme ad Albertino. Poi ci stanno il remix dei Datura e il remix di Frank O Moiraghi, che adesso si chiama Franco Moiraghi, proprio normale. Una volta si chiamava Frank apostrofo O Moiraghi, remix. E questo è appunto l'LP che uscì, discoteche abbandonate, dell'ultimo brano di Max Pezzali. Devo dire, io sono molto sincero, lo sapete, questo brano non mi è piaciuto tanto, devo dire la verità. Tutti gli altri brani, cioè, sono un appassionato di quasi tutti gli altri, ma quello in particolare non mi è piaciuto tanto. Guardate, questa è la versione di Nord, Sud, Ovest, Est, con la copertina da colorare. In particolare era quello, la copertina da colorare, e poi era sempre edizione limitata numerata 486. Pure questo mi pare che è limitato numerato, no, manco per niente. Questo non è né limitato e né numerato. Questo invece è color, cioè vinile da colorare. Questo tra l'altro è un vinile splatter dentro, come vedete, questo che sta di qua. Ah beh, non lo posso perché sta in sovraimpressione. Splatter significa proprio come quello giallo che vedete sopra. Oh, e questi sono i mix della regola dell'amico, le ristampe dei mix, bellissimo qua. Ci sta 883 orchestra, vabbè, la regola dell'amico non sbaglia mai. Vedete, questo è un altro mix, guardate che bello questo. Siamo al centro del mondo, ci siamo dentro anche noi. Beh, questa è storia, ragazzi, questa è storia. Andatevi a vedere la serie dedicata agli 883. Tra l'altro qui c'è Gabri Ponte che l'ha remixato, vabbè. Ok, questo ovviamente ce l'ho anche originale dell'epoca. Questo Nella notte remixato da Molella. Nella notte limited edition. Ok, questo anche ce l'ho originale dell'epoca, bellissimo. Questo è Bliss Team Giorgino Prezioso remix, brano Gli anni d'oro del Grande Real. Ok, e questo anche ce l'ho l'originale, la versione. Questa ci dovrebbe essere anche un remix by Fargetta, vedete?
Remix 883. Ok, e poi vi faccio vedere, questo è un triplo LP 1 2 3, triplo LP colorato, numerato, vedete? 82 di 2000, tra l'altro numerato a mano. Buongiorno Willy. E questo è Le canzoni alla radio di Max Pezzali, 3 LP colorati, rosso, arancione e giallo. Rosso, arancione e giallo erano anche gli LP usciti negli anni 90 dedicati a questo che vi faccio vedere adesso. Ecco, io ho i 3 LP colorati di questo CD ed erano proprio dello stesso colore, rosso, arancione e giallo. Questo è Remix 94, tra l'altro i 3 LP messi in un solo CD. Ok? E qua c'erano tante proprio i più grandi successi remixati da discoteca, quindi io quei dischi l'ho messi tantissimo, perché voi magari vivendo diciamo nei giorni nostri, negli anni 2000 e passa, non potete capire quanto quei brani hanno sconvolto la musica diciamo negli anni 90, perché Max Pezzali e Repetto, insomma gli 883 entrarono di prepotenza nelle classifiche, vennero remixati, in discoteca non c'era serata in cui almeno un loro brano remixato, riadattato, eccetera, non venisse trasmesso, messo, perché erano tutti riempivista. Cioè, se voi andate a prendere, che ne so, ecco, prendiamo, questa è una versione nord, sud, ovest, est, no? Andiamo a prendere Rotta per casa di Dio, ma la stessa Nella notte, remixato, super remixato, Sei un mito, cioè ce ne stanno, per esempio, ecco, Come mai, che è un lento bellissimo, fu remixato anche dai Bliss Team, Bliss Team Remix, vedete Come mai, Bliss Team Remix, e divenne da discoteca, divenne un brano dance, ok? Quindi diciamo che mettere almeno un brano significava riempire la pista, tutti le sapevano a memoria quelle canzoni e tutti le cantavano, ok? Guardate, questo è un secondo, c'è anche il picture disc originale con tutto, diciamo c'era fatta di cartone, tutta una scenografia in cui veniva messo il disco davanti ed era tutto in 3D. Io ce l'ho ancora tutta quella scenografia di cartone che era poi la copertina del vinile. Questo è in doppio vinile, uno bianco e uno picture disc. Anche questo mi sembra che era edizione limitata numerata, vedete? 457 di 1000 copie. E quindi vedete, sono tutte edizioni super limitate, pure questa no, questa invece mi pare che uscì tra l'altro anche in edicola. Questa è una versione più normale hanno ucciso l'uomo ragno, è solo di particolare c'ha che è un doppio LP, vedete? Sono due LP, qui dentro non è neanche gatefold, cioè questo è solo un contenitore con la stampa originale del disco originale, e dentro ci stanno due inner sleeve, non so se lo potete vedere, due inner sleeve con i due vinili, quindi niente di particolare. Detto questo, andiamo a fare l'unboxing di questa scatola. Queste sono le due videocassette che vi ho fatto vedere, guardate che spettacolo, VHS. E adesso lo possiamo pure girare sotto sopra. Amazon Prime, Amazon Prime. Noi l'apriamo sotto sopra, ci interessa proprio. Allora, andiamo ad aprire. Ok, scatolone enorme. Io non ho capito, ad Amazon gli avanzano le scatole. Dentro allo scatolone, come ci ha abituato Amazon, c'è un altro scatolino, poca carta. Questa carta non so neanche che ce la mettono dentro, forse perché li obbligano.
e poi c'è questo, ok, tac, solito contenitore in cartone. Io spesso questi li uso per fare la scenografia, ok, che noi dobbiamo andare ad aprire con l'apposita apertura, cioè le frecce. Quindi noi dovremo tirare su dove c'è il puntino e poi tirare nel verso delle frecce. Proviamo a vedere se ci riusciamo. Oh, la grande, ci siamo riusciti. Allora andiamo ad aprire, andiamo a vedere, ed eccolo qui. Questo, da quello che so, è la prima volta che esce in vinile. Ok, questo fa sempre parte della collezione Max Forever. Vedete, è cambiato un po' il loghetto. Questo è vinile splatter, come lo vedete lì accanto. Vedete, è un vinile giallo splatter. Booklet di 12 pagine, 2 figurine. Edizione limitata. E infatti è numerata e io ho la copia numero 1225. Non ricordo se erano 2000 copie o poco più. Vi faccio vedere il loghetto, ecco, Max Forever, il loghetto che fino a poco tempo fa era questo. Vedete, Max Forever on vinyl. Vediamo se mette a fuoco, va. Eccoci qua, Max Forever. Questo è il loghetto originale, Max Forever on vinyl, e questo è cambiato ed è diventato così, edizione limitata 12° anniversario, 25° anniversario. Deve essere il cielo 12°, avevo 10 anni di meno. Vinile splatter. Oh, andiamo a vedere i brani che contiene, prima quelli al lato A. Grazie mille, la regina del celebrità, le luci di Natale sono con le luci di Natale che colorano quello che accarezzano. Almeno una volta, nient'altro che noi. E poi c'è viaggio al centro del mondo, tenendomi, dopo il solito beep, la rana e lo scorpione, bellissima. E poi tutto ciò che ho. Allora, la rana e lo scorpione è una favola, no? Che lui ha reso canzone, ok? L'ha resa una bellissima, chiamiamola una ballata, un bellissimo brano ascoltabile, la rana e lo scorpione, che mi faceva pensare anche a quando Ramazzotti parlava in quella canzone che si chiamava Favola, poi tra l'altro raccontano che lui si trasformò in albero e che fu per scelta sua che si fermò, e quella pure era una favola, e questa è praticamente è la favola praticamente resa canzone della rana e lo scorpione che punge la rana e entrambi affogano nell'attraversare il fiume. E lui dice: io sono uno scorpione, pungere fa parte della mia vita. E quindi bellissima, bellissimo, una scelta molto azzeccata soprattutto per l'epoca. E poi vabbè, viaggio al centro del mondo, perché qui il viaggio in Giappone, in quel del Sollevante, diciamo, fu un qualcosa di magico per gli 883, per Max Pezzali, e quindi diciamo fecero questo LP proprio dedicato un po' a questo viaggio, ok? Cecchetto Production, ma guardate che bello che è qui questo. Io voglio vedere, confrontiamo adesso questo con il CD. Oh, poi questo ne devo parlare. Eccolo qua. Vedete, qua non c'è scritto Cecchetto Production, però c'è lo stesso, diciamo, pupazzetto. Come vedete hanno ripreso il CD quasi identico. E beh, guardate, però qui c'è, vabbè, il volumetto lì dice che c'è all'interno del vinile. Io non lo sapete che io non li apro,
mannaggia, però lì ne parla del volumetto, e questo è il volumetto del CD, che io li ho sempre odiati i CD, perché questi volumetti per me sono troppo piccoli, vedete? E qui c'è tutta la storia del viaggio in Giappone. Ah, guardate, ovviamente i cartoni animati la fanno da padrone ancora oggi in Giappone, ancora oggi la fanno da padrone. Questo è il volumetto e non sono 12 pagine, mi sa sono un po' di più, però forse quello è un po' più grande, e quindi in 12 pagine riescono a racchiudere. Oh, guardate qua, c'ho ancora, questi sono gli occhialetti per vedere queste due immagini in 3D. Gli occhialetti per vedere, anche quest'altra di immagine in 3D, guardate, questa è un'altra immagine in 3D, e poi immagini normali 88 3D. Ricorda, vedete, è tutto fatto stile giapponese con le scritte in giapponese. Ecco un'altra immagine 3D, guardate, bellissimo. Ecco un'altra immagine 3D, leviamo le dita il più possibile. Caduti gli occhialetti 3D, li raccogliamo. Bisognava metterli così e si vedeva tutto in 3D. Vedete, c'è pure scritto 883, viaggio al centro del mondo 3D 883. Allora, questi li rimettiamo qua. Ho rimesso tutto a posto. E poi vi voglio parlare di questo. Io ho scritto anche alla discoteca laziale, ok? Tutti i fan stanno aspettando la ristampa, magari anche con un bel picture disc di questo album. Questo album è stato stampato in vinile, pochissime copie, e da quello che io ho visto esiste solo in picture disc, cioè il vinile nero di questo qua non esiste, non esiste vinile splatter colorato, giallo, rosso, verde, niente. Questo esiste solo in CD e poi quelle poche copie di vinile. Poche copie di vinile hanno da un lato questo e dall'altro lato hanno questo, il pallone giallo e nero degli 883, la dura legge del gol, perché anche qui nella dura legge del gol ci sono dei brani indimenticabili, quindi innamorare tanto, per esempio la regina, la regola dell'amico, nessun rimpianto, amico non ti passa più, se tornerai, la dura legge del gol, un giorno così, basta un giorno così a cancellare 120 giorni, andrà tutto bene. Poi finalmente tu, che mi sembra che l'ha ricantata anche Fiorello, e poi non mi arrendo, poi dimmi il perché. Questi sono i bonus track che stavano sul CD, TPS, innamorare tanto, Silver Mix, la regola dell'amico, Silver Mix, vabbè c'è la Lura legge del gol, il remix, questo pure è bellissimo. Io sto aspettando che, porca la miseria, lo devono ristampare questo, lo devono ristampare su vinile, se no qui rimaniamo appesi noi fan, ok? Vabbè, quindi non dovevo fare chissà che durante questa live, volevo farvi vedere sia, diciamo, questo disco che ho preso, ancora lo trovate su Amazon, anzi ne approfitto e vi metto il link in descrizione, perché ancora è disponibile su Amazon, con tutto che è un'edizione limitata, ormai già uscita. Questo è uscito venerdì scorso è uscito nei negozi, su Amazon venerdì scorso, però ancora si trovano delle copie, quindi se siete interessati vi metto il link in descrizione, ok? Detto questo, mi sa che ci possiamo anche salutare. Vi ho fatto vedere queste che sono le videocassette di La donna al sogno e gli altri video, Nord Sud Ovest Est, il video LP, ok?
qui dietro, come vedete, sta andando il rip originale del video Jolly Blue, il film degli 883 degli anni 90, Jolly Blue, uscito tra l'altro solo ed esclusivamente su VHS, non esiste in DVD, e diciamo tutte le versioni che trovate sono tutte VHS RIP, ok? Quindi sono state prese dall'originale VHS. Stiamo aspettando che rimasterizzino anche questo e lo facciano uscire su DVD, perché i video che stanno dentro queste videocassette bene o male si trovano in alta qualità, anche in Full HD, anche quelle che stanno qua. Però diciamo questo film i fan lo stanno aspettando in qualità DVD, perché questa purtroppo è qualità VHS 320, cioè 352 x 288, una cosa del genere. È bassissima come qualità. Già un 720 x 576 sarebbe meglio, senza poi i colori. Voi adesso lo vedete così, ma questo c'ha i colori che sfarfallano tutti, perché essendo una videocassetta poi nel tempo si rovinano, sono magnetiche, quindi queste videocassette arrivare al tempo nostro, già che si vede così, già è un miracolo, ok? Poi tra l'altro più ingrandisce il televisore e più sgrana la videocassetta, ci avrebbe bisogno dell'AI che fa la conversione e cerca di alzare la risoluzione da una risoluzione bassissima a quella 1080p o anche oltre, però dovrebbe poi lavorare anche parecchio sul contrasto, sui chiaroscuri, sul nero, ci sarebbe un lavoro enorme da fare, perché se fosse semplice, dato che i fan degli 883 che aspettano questo film sono tantissimi, già l'avrebbero fatto, diciamo, in qualità digitale Full HD, e invece non si trova proprio perché diciamo, l'originale è una qualità troppo bassa per essere migliorata dai programmi attuali. Ma vediamo se con l'intelligenza artificiale qualcuno magari che ha un attimo di tempo riesce a darlo in pasto questo film, a dire bene, a spiegare all'intelligenza artificiale cosa deve fare e alzarlo di risoluzione parecchio. Vedete? Ah, ci stanno pure le scritte che tra l'altro non si leggono bene, si leggono malissimo le scritte, sono tutte sgranate. Già sul suo televisore che è piccolino, questo è un 32 pollici mi sembra, non è grandissimo. Tra l'altro questo è 4 terzi, non è 16 noni, quindi c'ha le bande laterali che voi adesso ne vedete solo una da un lato, l'altra è tagliata, comunque c'ha le bande laterali, è quadrato questo, questo filmato, c'ha un sacco di problemi, però per adesso noi fan ci accontentiamo di questo, dai, meglio di così non si può fare. In chiusura di live vi ringrazio innanzitutto di essere stati qui con me, ringrazio chi vedrà questo video in differita e ringrazio chi l'ha visto in diretta. Vi invito ad andare sui miei siti che sono sempre gli stessi, sono quelli, classe74.it è il principale, poi c'è, per quanto riguarda la musica, visto che stiamo parlando di musica, c'è renijstore.it dedicato agli amplificatori, i giradischi, diciamo le casse attive, passive, le console da DJ, microfoni, cuffie, trovate un po' di tutto su Renij Store. Poi se vi piacciono come a me i vinili andate su ilmondodelvinile.it, lì ne trovate diversi. Diciamo non meno importanti sono gli altri, quello che non viene menzionato qua sopra, che è magliettevintage.it. Magliette Vintage l'ho dedicato a diverse magliette che possono essere acquistate poi tranquillamente su Amazon, che però possono essere categorizzate come vintage, ok? Quindi magliette diciamo degli anni 70, 80, 90, e poi ci ho messo anche qualcuna degli anni ancora prima, ok? Degli anni 70. Starwarsstore.it è dedicato alla galassia lontana lontana e diciamo a tutto ciò che gli gira intorno, quindi non solo ai classici 9 film che in origine erano 3, poi sono diventati 6, adesso sono 9 e già stanno lavorando, però se ne parla tra qualche anno, a un nuovo capitolo e una nuova trilogia. Vedremo, però se ne parla veramente tra 2 o 3 anni, quindi è una cosa abbastanza lunga. E poi non ultimo
quello a cui io sono parecchio affezionato, che è legolando.it, dove ci troverete molti set Lego, alcuni non sono più in produzione, quindi il link non vi porta da nessuna parte, altri sono ancora in produzione e possono essere ancora acquistati. Vi ricordo di nuovo che vi metterò il link per acquistare il vinile, grazie mille, degli 883 versione limitata splatter, ok? Splatter in descrizione, quindi lo troverete in descrizione il link per acquistare questo vinile. Se lo volete acquistare tramite il mio link è meglio, perché mi aiutate e aiutate il canale a crescere. Se volete far pubblicità al mio canale mi fa piacere, condividete il link al mio canale che è facilissimo, youtube.com/Renato De Vita, proprio facile, 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 più facile di così non lo potevo fare, ok? Quindi condividete questo video qualora vi sia piaciuto, condividete i video e i miei podcast a cui mi sto dedicando ultimamente. Sto pubblicando, proprio ho cominciato con le Piccadilly Soft di Mixed by Harry, a cura di Leonardo G. Attilio Dance, poi ho continuato pubblicando le Piccadilly Dance, quelle con la musica da discoteca, e ho contemporaneamente, sto correndo un po', sto pubblicando anche i festival bar, tutte le compilation dei festival bar. Ogni tanto qualche brano sono costretto a toglierlo perché altrimenti YouTube mi blocca completamente il video, altrimenti mi dice soltanto che ci sono i copyright e che quindi i proventi del video vanno ai rispettivi proprietari dei brani. A me non interessa, tanto io non monetizzo, io lo faccio per passione, tutto quello che faccio lo faccio per passione, quindi il mio video non è monetizzato, a parte che non ho neanche i 1000 follower necessari, quindi non è monetizzato il mio canale, e quindi è giusto che i diritti delle canzoni vadano ai rispettivi proprietari. Anzi, io contribuisco a rendere noti magari quei cantanti, diciamo, e quegli artisti che sono già stati un po' dimenticati. Infatti ho cominciato con i festival bar del 78, del 79, poi quelli dell'80, quindi andremo avanti piano piano, anche perché poi mano a mano che il festival bar ebbe sempre più successo, aumentarono di più diciamo, le compilation, arrivarono addirittura a essere di due colori diversi, compilation blu e rossa, ogni compilation erano due cassette, quindi in totale 4 cassette, 4, quindi diciamo che il festival bar anche potrebbe essere interessante averlo su YouTube, consultabile quando vogliamo, tutta, diciamo, la discografia del festival bar fino al 2008, quando fu trasmessa, che poi non mi ricordo, ma lì uscì la compilation ma non venne trasmesso nel 2008 il festival bar, mi sembra di ricordare qualcosa del genere. Comunque la compilation del 2008 esiste e ce l'ho, solo, tra l'altro uscì solo su CD, non uscì né su vinile né su audiocassetta, assolutamente, uscì solo su CD, però mi pare di ricordare che non uscì, non fecero la manifestazione, però diciamo la compilation era già pronta e la fecero uscire lo stesso. Detto questo, io vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio, sono le ore 11:46 minuti di questo martedì 3 dicembre 2024, si avvicina Natale, vedremo anche che cosa riuscirò a fare durante, diciamo, questo periodo, e vedremo che cosa ci aspetterà nel 2025. Restate sintonizzati sul mio canale, se non siete iscritti iscrivetevi, attivate la campanella, che forse è l'unico modo che avete per sapere quando io vado live, perché io non ho orari, delle volte vado la mattina, delle volte il pomeriggio, la sera quasi mai perché c'è la mia famiglia, quindi non potrei, e quindi l'unico modo è attivare la campanella. Iscrivetevi al canale e attivare la campanella, è tutto gratis, completamente gratuito. Detto questo, Reni J vi saluta, devo andare a trovare la sigla finale, eccola qua, ok, e questa è la sigla finale, e vi lascio con la sigla, diciamo, più che la sigla è la pubblicità dei miei siti internet a cui vi invito a collegarvi, ok? Direttamente con Google Chrome, sia da cellulare che da PC.
tranquillamente funziona tranquillamente il mio sito, ok? Ah, vi ricordo che non dovete da me lasciare né password né user, niente. La mia è solo una vetrina con dei link che puntano ad Amazon. Quindi sul mio sito non dovete utilizzare niente, né password né niente, non vi si chiede niente, né registrazione, niente, assolutamente niente. Dovete cliccare sul link e vi si apre sul telefonino l'app, sul PC vi si apre il sito di Amazon dove accederete con la vostra user e la vostra password e potete fare l'acquisto in tutta sicurezza sullo store di Amazon. Ok? Grazie mille di nuovo, ci vediamo. Ciao a tutti, buon pomeriggio.